Si entra in pieno tema natalizio per gli alunni e il personale dell'Istituto Comprensivo Gaetano Guarino di Favara. Stamane l'ingresso della scuola si presentava adornato di alberi di Natale e poco distante di vari presepi. Presepi che sono stati realizzati dagli stessi studenti del Guarino. La materia prima utilizzata consiste in quanto di riciclabile è stato trovato. I soggetti rappresentati sono ovviamente la stalla e la famiglia del piccolo Gesù con qualche pastore nei dintorni. Curioso un particolare presepe realizzato con la pasta. Mezzi di fortuna sono stati utilizzati anche per gli alberi di Natale, tra i quali, accanto a quelli più eleganti, non è mancato uno realizzato interamente con bottiglie di plastica. Insomma, al Guarino l'atmosfera natalizia si sente come, ad arricchire il tutto, anche una mostra di vari strumenti musicali popolari, dai nostrani ai più esotici, all'interno di un apposito spazio che l'Istituto Guarino, dirigente scolastico Maria Todaro, ha concesso all'interno della propria struttura. L'Istituto Comprensivo Guarino oggi apre le porte al territorio per dimostrare all'utenza ed evidenziare le attività che si svolgono all'interno della scuola in attività laboratoriali con la collaborazione dei docenti e dei bambini che si impegnano tantissimo e la collaborazione dei genitori che mettono a servizio della scuola le loro competenze. È un bell'evento, abbiamo la mostra dei presepi realizzati appunto dagli alunni, abbiamo la mostra dell'albero di Natale e inoltre abbiamo aperto al territorio la nostra aula magna dove sono stati esposti gli strumenti musicali dai più tradizionali ai più innovativi. La scuola infatti si adegua alle esigenze del territorio e cerca di portare avanti delle attività per consentire agli alunni l'acquisizione di quelle competenze chiave richieste dall'Europa. L'esposizione di questi strumenti, che animerà le mattinate del Guarino fino al prossimo venerdì, è stata realizzata a opera dell'Associazione Culturale Gergent di Agrigento, presidente Luca Crescenzo. A turni varie classi supervisionate dai docenti possono assistere alla spiegazione e alla dimostrazione di come suonino questi strumenti musicali. Un'attività che sta riscontrando un'attiva partecipazione e un vivo interesse da parte della scolaresca. L'invito a partecipare a questa particolare attività, il Guarino lo estende anche agli altri istituti del territorio. La nostra associazione cerca di fare cultura e far conoscere naturalmente le culture nostre ma anche quelli da parte di tutto il mondo ai bambini del territorio e ringraziamo per questo la dirigente scolastico della Guarino che ci ha aperto le porte, la dottoressa Todaro, per darci questa opportunità e dare questa opportunità ai propri alunni. Strumenti musicali che provengono da tutto il mondo, che abbiamo raccolto, che ha raccolto mio padre Claudio Crescenzo, che tra l'altro è di Favara, durante la sua vita in tutto il mondo, appunto, e quindi cordofoni, aerofoni, membranofoni, elettrofoni, idiofoni, e quindi una vera e propria un excursus dei 5 continenti. E la reazione dei bambini com'è? Assolutamente fantastica. Le maestre sono un po' preoccupate all'inizio che si distraggono, ma appena iniziamo a far ascoltare il primo strumento musicale abbiamo tutta la loro attenzione. Natale si avvicina e, oltre ai regali e alla festa, docenti e personale dell'istituto hanno tenuto a coinvolgere gli alunni in queste iniziative che ricordano loro anche i valori della parsimonia e del riciclo, insegnamenti che sono stati trasmessi attraverso il divertimento e la partecipazione. La buona riuscita del tutto ha richiesto sinergia tra genitori e docenti, tra personale scolastico e bambini, dai più grandi ai più piccini. A coordinare i lavori la vicaria Anna Limblici. Ringraziamo l'emittente che ci dà questa bella possibilità di far vedere tutto quello che i nostri ragazzi, assieme alle famiglie, assieme a tutto il personale docente, personale ATA, riescono a mettere insieme. Si tratta di una giornata meravigliosa perché oggi si conclude non la manifestazione ma tutto quello che i ragazzi hanno fatto. Abbiamo aperto le porte al territorio con i genitori, con gli insegnanti, con il personale per il semplice fatto che non c'è una cosa che è stata comprata. Non abbiamo invitato i genitori a dare tutto quello che loro potevano dare con quello che hanno a casa.
la riuscita è stata splendida. Diciamo che alla fine ci ritroviamo con presepi che nemmeno noi potevamo pensare che potevano essere questi. Noi siamo contenti perché invitiamo anche le altre scuole a venire a visitare, non tanto per i presepi perché appartengono ai nostri ragazzi, ma anche la mostra dello strumento musicale che normalmente si fa ad Agrigento, ed è una festa che coinvolge tutta la regione perché vengono anche da fuori. Ci hanno chiesto la location, la nostra dirigente scolastica, la dottoressa Maria Totaro, sempre disponibile, aperta a tutti, ha dato la possibilità di farlo, e devo dire che c'è una bella manifestazione interessante e culturale. Al Guarino la didattica si unisce alle attività ricreative, offrendo un particolare connubio, in questo caso a tema natalizio, che ha lasciato piacevolmente colpiti i propri studenti.